E qua sono nella cucina dell'Home Restaurant e qui c'è lo chef Alessandro che Sì. sta cucinando qualcosa. Allora, abbiamo parlato dell'azienda agricola, abbiamo parlato delle competenze che ci sono all'interno appunto dell'impresa. Tu hai questa così peculiarità di essere anche un cuoco, un bravo Sì. cuoco che trasforma queste vostre produzioni in ottimi piatti vegetariani rigorosamente. Anche tu hai una storia alle spalle, nel senso che tu non hai un'attività che non è quella proprio agricola, ma che in futuro potrebbe diventare quella principale. Cosa fai, Alessandro? Sì, io sono un consulente gestionale, mi occupo di controllo e gestione per grandi aziende in Italia e quindi fondamentalmente la mia attività principale all'oggi è quella di risolvere alcuni problemi sia da un punto di vista informatico che di controlling a grandi aziende, sia nel settore alimentare, che predilisco chiaramente visto la mia passione, ma anche dal metalmeccanico ad altro. Ecco. Come ti sei anche tu avvicinato a questa attività? Insomma, poi tu sei di Reggio sostanzialmente, Sì. sei di Castelnuovo e quindi ti sei avvicinato a questa attività per passione, per la voglia di vivere in montagna, anche perché voglio dire, la tua moglie insomma, fa questa attività, quindi avete trovato una sintesi insomma, in questo home Sì, restaurant. una sintesi perché chiaramente la passione per la cucina ce l'ho fin da piccolo, nel senso che come la maggior parte dei miei coetanei, no, siamo cresciuti con la nonna, no, che faceva da mangiare e quindi no, le nonne trasmettevano questa loro passione, il modo di cucinare e fare da mangiare. Io non ero vegetariano e quindi poi ho conosciuto Eleonora invece vegetariana, è stato un po' un trauma, no? Per me cambiare il mio modo di cucinare, perché chiaramente cucinavo la carne, cucinavo il pesce, dopo ho detto cosa cucino. E quindi mi sono un po' reinventato, diciamo, nella mia passione. Insomma, poi da buon Ecco. emiliano, poi a Reggio dove c'è la cultura del maiale diventa difficile Sì, cucinare sì. vegano, però tu ci sei riuscito. Sì, 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 oggi dico la verità, preferisco cucinare vegano che non vegetariano addirittura, quindi diciamo sono più portato verso il vegano perché fa scoprire dei sapori nuovi e differenti rispetto al vegetariano. Se nel tuo ristorante arriva diciamo, un ospite che vuole mangiare del salame piuttosto che un prosciutto o dei ciccioli, tu cosa gli dici? Cosa gli rispondi? Ma allora, ti rispondo con un aneddoto. Chiama una persona un giorno e dice: Ah, noi vorremmo venire, siamo in 8, dovremmo festeggiare un compleanno. Beh, ben volentieri. E mi dice: Però ho un problema, mia figlia è vegana. E ho detto: No, guardi, non è un problema per sua figlia perché noi facciamo solo cucina vegana. E mi disse: Ma come? È un pochino di salsiccia, io non posso mangiarne. E ho detto: No, mi dispiace, ma noi, la nostra cucina è questa. Ho detto: Però siamo sicuri che rimarrà contenta anche lei. E così poi è stato. Cioè, banalmente vengono più da noi onnivori che non vegetariani vegani. Quindi c'è molta persone, molta clientela che arriva per scoprire dei gusti nuovi. Il Lambrusco c'è però. Il Lambrusco c'è, assolutamente. Cerchiamo sempre di dare dei vini del territorio, quindi sicuramente abbiamo il Lambrusco e quando riusciamo anche i vini biologici. Allora, facci vedere un tuo piatto, diciamo, che prepari in questo periodo, diciamo, dell'anno, vegetariano, per capire un pochettino, insomma, anche un po' quali sono gli ingredienti che vengono usati e come vengono trasformati da te, che sei un esperto. Allora, diciamo così, noi partiamo con la cucina vegetariana, no? E vegana, da quello che può essere un sostituto della carne, e qua abbiamo un seitan, fatto in casa da noi. Il seitan viene ottenuto dalla farina e diventa fondamentalmente, dalla farina mantiene tutta la parte glutinosa, quindi diciamo che per chi è intollerante al glutine questo piatto noi non possiamo prepararlo. Come fa a diventare questa specie di pane così sodo? Sì, viene questo panetto che poi dopo viene tagliato in questo modo, semplicemente farina e acqua, viene lasciata riposare, noi ci aggiungiamo anche un po' di spezie chiaramente per dare un maggior sapore all'impasto, lasciata riposare in acqua e poi il giorno successivo la laviamo e quindi diciamo rimane solo la parte di glutine. È abbastanza affascinante anche proprio nel vedere come da 1,5 kg di impasto otteniamo 3 etti di prodotto. Quindi resta molto consistente, Sì. resta. Ed è, diciamo, tra virgolette, la carne dei vegani, dei vegetariani. Sì, è un buon sostituto perché ha un alto contenuto proteico, quindi a livello di proteine siamo intorno
ai 20 grammi su netto, quindi parliamo bene o male come il pollo, fondamentalmente, se dobbiamo paragonarla alla carne. E poi viene insaporito naturalmente. Viene insaporito con le nostre spezie segrete, no? Della nostra ricetta segreta che non diremo mai. Dopodiché di lì si parte con una preparazione a seconda delle stagionalità con quello che abbiamo. Quindi in questo momento qua abbiamo dei porri, ho preparato prima del nostro cavolo romano coltivato da noi, anche quello, e lo andiamo a preparare, fondamentalmente lo prepariamo come una scaloppina. Quindi un po' infarinato. Viene infarinato, poi adesso qui io vi dico il segreto di questa ricetta. Il segreto di questa ricetta è l'aggiunta del bourbon del Kentucky. Quindi per dargli un sapore appena più ricco rispetto a quello che può essere il seitan in sé, gli andiamo a dare anche un pochino, un tocco di bourbon per sfumarlo. Ecco. Quindi adesso aspettiamo un attimino che si scaldi l'olio, poi andiamo a portare il seitan e andiamo a cottura. Alessandro, è la tua abilità in cucina che fa sì che voi siate anche un home restaurant. Sì. Come nasce questa idea appunto di proporvi questa formula? Allora, l'idea nasce fondamentalmente appunto dalla mia passione di cucinare, ma anche il poter conciliare la passione con la vita normale. Quindi avevamo pensato magari anche dire apriamo un ristorante, però sarebbe stato un impegno veramente troppo grande da gestire. E quindi abbiamo pensato fondamentalmente alla possibilità di fare un restaurant che è sicuramente meno impegnativo in termini di tempo. Quante persone per avere un ordine di grandezza al massimo? Al massimo noi andiamo sulle 12 persone, non di più. Potremmo arrivare magari anche a 15, però diciamo è il numero ideale per coccolare il cliente e dargli un prodotto di livello. Ecco. In prospettiva voi volete anche aprire una fattoria didattica? Sì, allora noi abbiamo intanto aperto un B&B l'anno scorso, quindi diciamo abbiamo anche un bed and breakfast con due camere e appunto prossimo futuro abbiamo l'idea di aprire la fattoria didattica perché insomma rientra un po' nelle nostre corde e soprattutto ci piace molto vedere l'approccio dei bambini con gli animali che sempre regala delle emozioni, ecco. Intanto l'olio mi sembra che sia già caldo, eh? Assolutamente, sì, possiamo andare con la cottura del nostro seitan. Lo adagiamo nell'olio come appunto una normale scaloppina. Aggiungiamo anche delle olive, giusto per dare un pochino di sapore in più. Taggiasche? Sì, queste sono olive taggiasche. E a questo punto andiamo ad aggiungere anche il nostro bourbon. E hai sperimentato qualche variante con il lambrusco? Allora, con il lambrusco faccio un piatto leggermente diverso, che è un polpettone di patate e legumi con una riduzione di lambrusco. Un po' di cipolla, chiaramente, passata, sì, assolutamente, lambrusco. Ecco, qua si sente l'aroma molto forte che viene, sì, del bourbon. Adesso proviamo a vedere se l'olio è bollente per i nostri porri. Direi di sì, vedete che prende subito a friggere. Dopodiché, fondamentalmente, a breve siamo pronti per andare ad impiattare. Eccoci qua, allora, questo è il piatto preparato, semplice, vegetariano. Tuo marito è bravissimo, ci ha spiegato per filo e per segno come si prepara. Allora, noi chiudiamo qua insomma questo nostro racconto della vostra esperienza che ci è piaciuta tanto e soprattutto devo dire che non conoscevo alcuni aspetti di questa cucina vegana. Ripeto che in terra emiliana uno insomma dice ma come mai? Però voglio dire che c'è
dietro anche un percorso che avete affrontato assieme. Bene, il lambrusco però si può bere, Certo. diciamo, e quindi a questo punto facciamo un piccolo brindisino finale per poi assaggiare queste due cosine. Sì, molto Va bene? volentieri. Chi apre la bottiglia? Alessandro. Apro io? Certo. Eccoci qua. Ok. Grazie. E così, insomma, un buon bicchiere di lambrusco anche con una cucina vegana si può fare tranquillamente. Esatto. Salute. Salute. Vi aspettiamo.